Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Volge al termine l'edizione 2010 della manifestazione Incontri con l'autore, organizzata dall'Assessorato alla Cultura della provincia di Rovigo, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale, la Fondazione AIDA di Verona e i comuni di Erquapolesine, Badia Polesine, Bergantino, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Costa di Rovigo, Fiasso Umbertiano, Melara, Occhiobello, Porto Tolle, Salara, San Martino di Venezze, Trecenta e Villa Dose. Si tratta di un'iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cariparo. A Salara è toccato all'ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, presentare il suo libro «Devi augurarti che la strada sia lunga». Tanta gente in un paesino molto piccolo. È il momento di un bilancio, visto che mancano ormai pochi incontri al termine di Incontri con l'autore. Ne parliamo con Laura Negri, assessore provinciale alla cultura, turismo e promozione del territorio. Incontri con gli autori, una rassegna che è cominciata qualche anno fa attraverso il sistema bibliotecario provinciale e che si sta diffondendo sempre di più perché i comuni che vi partecipano sono sempre più numerosi. Anche quest'anno la rassegna è andata molto bene con molta partecipazione di pubblico e soprattutto abbiamo visto che nelle biblioteche è cresciuto molto l'interesse per la lettura. Ci interessa anche molto il fatto che nella nostra provincia abbiamo la possibilità di avere a disposizione degli autori veramente di grande fama, come questa sera Fausto Bertinotti. Un vero e proprio signore della politica che ha accettato di poter partecipare a questa rassegna anche in un piccolo comune. Il nostro obiettivo è anche quello di fare in modo che nel territorio ci siano effettivamente espressioni di pari opportunità dal punto di vista delle iniziative di tipo culturale e quindi abbiamo avuto la possibilità così anche in piccole comunità, in piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti di avere autori di grande pregio. Chiudiamo con il sindaco di Salara, Andrea Prandini, che dal 7 al 16 maggio ha organizzato l'edizione 2010 della Festa della Fragola. Direi un risultato di estrema soddisfazione, soprattutto per un paese come Salara che non conta un gran numero di abitanti, un piccolo paese, però sicuramente impegnato in una manifestazione che lo porta a conoscenza poi di tutta la provincia come la Festa della Fragola e una serata di grande cultura come quella che ha avuto questa sera ospite Fausto Bertinotti.